Questo è il castello di Soave, uno dei più grandi e più completi castelli che si possono trovare nel Veneto. Il castello ha probabilmente le sue origini agli inizi del X secolo, per fronteggiare l'invasione degli Ungari, che, a differenza di altri barbari, non erano interessati al potere, ma solo alle razzie. Apparterrà, fino all'inizio del 1200, al casato dei San Bonifacio, una nobile famiglia del Veronese che come questo controllava una quindicina di castelli. Ma la potenza di questo casato preoccupava il vicino Ezzelino III Romano, detto il Terribile, che prese l'iniziativa, fece guerra contro i San Bonifacio, la vinse e rase al suolo qualunque loro fortificazione, a parte questa che era particolarmente strategica. Nel 300 poi passa nelle mani degli Scaligeri, la famiglia nobile che controllava Verona. Cansignorio dalla Scala, nel 369, restaurò il castello e lo migliorò, e nel 375 dotò all'intera Soave di una cinta muraria che è una delle più grandi del Veneto. Con la caduta degli Scaligeri, il castello passò in mano brevemente ai Visconti di Milano, per poi passare ai Carraresi di Padova sempre brevemente, e finire infine nelle mani della Serenissima che lo tenne per lungo periodo. L'invenzione della polvere da sparo però rese obsoleto questo tipo di fortificazione, e questa si salvò soltanto perché nel 1556 la Serenissima, per finanziarsi una guerra contro i turchi, vendette il castello e venne reso una fattoria. Nei secoli cadde via via in rovina, questo fino al 1889, quando avvenne un importante restauro finanziato dal mecenate, sindaco di Verona e senatore del Regno Giulio Camuzzoni, che riportò il castello com'era e dov'era.